Ma chi è Giuseppe Conte? Ricordiamocelo bene, è l'uomo che Beppe Grillo ha preso praticamente dalla strada e ha portato direttamente a Palazzo Chigi, facendolo diventare presidente del Consiglio senza mai aver amministrato nemmeno un comune. Prima governa con Salvini, difende la linea dura sull'immigrazione, parla di sovranità nazionale e guarda con simpatia persino a Trump. Poi il vento cambia e Conte cambia con lui. Via Salvini, dentro il Partito Democratico, Renzi e la sinistra. Da sovranista diventa progressista nel giro di poche settimane. Poi Renzi gli fa cadere il governo. E Conte cosa fa? Appoggia Draghi. Sì, proprio Draghi, quello che nel Movimento 5 Stelle veniva indicato come il simbolo dei poteri forti, come il male assoluto. Nel frattempo poi, cosa fa Giuseppe Conte? Rompe anche con Grillo, con l'uomo che da perfetto sconosciuto lo ha fatto diventare Presidente del Consiglio. E oggi è pronto perfino a tornare ad allearsi con Renzi, pur di tornare al potere, da una parte all'altra, da una bandiera all'altra. L'unica cosa che Giuseppe Conte non ha mai tradito è una sola, la sua voglia di tornare al potere.